Oggi è venerdì 5 luglio 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 5 luglio 1962. Dopo una guerra iniziata il 1 novembre 1954 e terminata il 19 marzo 1962, l'Algeria ottiene l'indipendenza dalla Francia. Nel maggio del 1961 il presidente francese Charles de Gaulle aveva avviato dei negoziati con i capi del Fronte di Liberazione algerino, conclusi con gli accordi di Évian. La guerra è considerata un episodio chiave della decolonizzazione in Africa. Ha determinato un alto numero di vittime, soprattutto tra i civili algerini, fra i 300.000 e il milione. 3 milioni quelli che sono stati inviati nei campi di raggruppamento, su una popolazione di 10 milioni di persone. Nel maggio 1958, durante un'aspra fase della guerra, la minoranza europea d'Algeria riesce a imporre il ritorno di De Gaulle al potere minacciando un colpo di Stato. Il successo di un movimento dagli evidenti tratti eversivi determina il crollo della Quarta Repubblica e l'avvento della Quinta, con una nuova Costituzione che conferisce poteri molto estesi al Presidente. Il 1 luglio 1962 6 milioni di algerini votano, quasi tutti a favore, nel referendum sull'indipendenza. Il 3 luglio De Gaulle proclama l'indipendenza dalla Francia dell'Algeria, ma il governo provvisorio algerino sceglie il 5 luglio come giorno dell'indipendenza, un modo per sovvertire il ricordo della presa di Algeri da parte delle truppe francesi, avvenuta il 5 luglio 1830. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.